farli, perché fa bene a tutti e non fa male a nessuno. Ecco quello che abbiamo appena visto, Dillo semplice, il titolo di uno spettacolo di teatro inclusivo, e ne parliamo in questo appuntamento delle ore 13 con Chiara Gerion, educatrice della cooperativa sociale di Trieste Integrazione ANFAS. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, abbiamo visto alcune immagini, un piccolo spezzone insomma di questo spettacolo al quale lavorate da circa 2 anni. Sì. Raccontiamo ai nostri telespettatori di che cosa si tratta e come è nato, come vi è nata l'idea insomma di questo spettacolo Dillo semplice. No, Dillo semplice nasce proprio dalla volontà di sensibilizzare la comunità, le persone in generale su una comunicazione che sia accessibile per tutti. Infatti lo diciamo proprio, dillo semplice, perché nella realtà non ci sono soltanto degli ostacoli che sono visibili, ma ci sono anche degli ostacoli che sono invisibili, e sono quelli della comunicazione. È vero. Quando una persona non riesce a comprendere, quando una persona parla, il messaggio che viene richiesto, la comprensione appunto dell'informazione, non si riesce a partecipare, non si riesce a decidere, e quindi quando una persona non riesce a decidere per la propria vita, diventa un problema, diventa un ostacolo proprio all'inclusione. Diciamo che è uno spettacolo che è per tutti, del fatto che sono persone con disabilità e non sul palco insieme che vogliono dare questo messaggio di una comunicazione che sia accessibile, ma sono fatti da loro, ma è veramente per persone veramente di qualsiasi genere, nel senso che possono essere anziani, possono essere i bambini, perché anche i bambini hanno i diritti di decidere, no? È vero, pensiamo tante anche per persone loro straniere. il linguaggio può essere assolutamente un ostacolo in qualche modo, no? La Certo, se io non riesco a capire non posso partecipare, quindi rimango fuori, rimango escluso. Sì. Quindi un teatro inclusivo, 2 anni di lavoro. Come avete scelto le persone che appunto potevano partecipare a questo progetto e che stanno portando avanti questo spettacolo? All'interno della nostra cooperativa sociale Trieste Integrazione ANFAS abbiamo un sacco di progetti e ogni persona viene scelta in base alle capacità, ma anche all'interesse che porta poi a svolgere quel progetto. E quindi si è creato un gruppo di tra le 10 e 13 persone. E inizialmente eravamo un po' di più e poi insomma si è definito con queste persone che in realtà alcune sono sul palco, alcune no, perché ci sono persone che magari non sanno leggere e sono riuscite a ricordare la propria parte, persone invece che magari sanno leggere, potevano aiutare i propri compagni del centro diurno a imparare la propria parte, e quindi sono stati un po' il dietro le quinte, no? Capito, quindi sì, abbiamo il suo ruolo. Abbiamo creato proprio una sinergia di competenze veramente fantastica, una cosa che mi ha anche sbalordito un po', perché non pensavo si arrivasse a questo risultato. Un risultato che ha ricevuto, oltre al successo, mi pare di capire, no, del pubblico, di chi ha visto questo spettacolo, anche dei riconoscimenti, insomma, dei premi in qualche modo, no, dei riconoscimenti ufficiali a partire dalla nostra regione, quindi una menzione speciale per quanto riguarda la rassegna teatro della scuola Friuli Venezia Giulia. Sì, abbiamo partecipato a questa rassegna teatro della scuola Friuli Venezia Giulia con grande onore, diciamo veramente con grande onore, ed è un teatro della scuola, quindi doveva esserci un argomento che era educativo, ecco, in ambito educativo, e noi c'entravamo benissimo, e soprattutto far vedere delle persone adulte con disabilità insieme sul palco con altre persone che davano dei messaggi in un modo anche ironico, anche leggero, che era veramente un detto in modo semplice. Ecco. Io ho visto dei ragazzini, dei bambini che erano veramente emozionati, quindi che piangevano, ridevano, ma una partecipazione tale che ci ha emozionato anche a noi. Quando noi lo svolgiamo, lo abbiamo svolto 2 volte, però la forza che ci dà il pubblico è veramente forte. Infatti è difficile trovare degli spazi
per svolgere questo spettacolo in realtà, perché appunto essendo anche con persone in carrozzina, salire sul palco e avere delle location che siano accessibili è sempre molto difficile. È molto complesso, quindi dove l'avete rappresentato in questo caso? La prima volta l'abbiamo rappresentato alla Sala Luttazzi ed è stato molto bello. Devo ringraziare anche il comune da questo punto di vista qua che ci ha dato questa opportunità, e alla rassegna teatro della scuola, e poi quest'anno siamo andati a Pitica, che siamo andati a Roma. A Roma, ecco. Sì, e siamo andati a Roma a portare proprio una scena di un museo che è accessibile per tutti, quindi che è tratto proprio, una scena che è tratta da un progetto che avviene all'interno della cooperativa. Quindi sì. E anche in questo caso avete ricevuto un riconoscimento particolare anche a Roma? No, però abbiamo avuto formalizzato ufficialmente no, però ufficialmente insomma, no, però diciamo che noi abbiamo partecipato come special pittica, quindi non all'interno della competizione dei giochi pittici, ma appunto esterni. E devo dire che quello che ci hanno detto è: potevate partecipare. Quindi forse magari un domani, chi lo sa. Potevamo partecipare, infatti qualche volta pensando. Sì, qualche volta siamo proprio noi che magari non crediamo, no? Che nelle potenzialità, nelle capacità di alcune persone, no? Invece bisognerebbe crederci un po' di più. Un po' di più, quindi davvero un grande successo. Insomma, ci sono state, immagino, anche delle difficoltà, no? Nel realizzare, ne accennava prima, insomma. Sì. E diciamo che ci sono state delle fasi, appunto. Il gruppo si è creato il gruppo, e quando poi, insomma, io ho scritto il testo, la realizzazione un po' l'idea, ecco, dello spettacolo, però poi io l'ho scritto, ma è stato prima diciamo adeguato alle persone, c'è stata una semplificazione anche delle scene, di quello che bisognava dire, con l'integrazione di cosa volevano dire anche queste persone all'interno della scena. E infatti un po' è nato precedentemente dal laboratorio di improvvisazione teatrale con Diego Martone, proprio che è presidente di Improvvisamento PS, che ringrazio sempre, perché senza di lui non saremmo riusciti alla realizzazione di questo spettacolo, perché le competenze a questo livello qui ci volevano, ecco, e quindi ci ha guidato nella realizzazione e nella coesione del gruppo, ecco. È nato quindi da questo precedente laboratorio teatrale di improvvisazione, e poi con la stesura, e infine poi con la messa in scena vera e propria. E qui ci sono state proprio le prime difficoltà. I nostri ragazzi che alcuni non volevano partecipare: no, non faccio più teatro, non riesco a ricordare, non ce la faccio. Ci sono state le frustrazioni, ci sono state, le difficoltà ci sono state, ma la cosa più bella è che dalle difficoltà invece è emersa proprio una motivazione incredibile a voler esserci, a voler partecipare, e la coesione nel gruppo si è creata proprio dalle difficoltà e dal fatto che con l'aiuto reciproco si è creato poi la possibilità di riuscire a fare questo spettacolo. Benissimo, quindi insomma è stato un laboratorio che ha dato un buon frutto, perché ricordiamolo, è frutto proprio di un laboratorio continuo, no? Sì, un paio d'anni, vi incontrate periodicamente, come si svolge? Ma noi abbiamo una giornata fissa all'interno del nostro orario, che è il giovedì, e quindi il giovedì si fa. Sì, e poi si fa teatro. Si fa teatro, giovedì non si può mancare. Bene. Sì. E poi anche quella collaborazione appunto di Diego Martone, che certo, riesce a venirci a trovare, diciamo, abbastanza spesso, ecco, e ad aiutarci nelle nostre attività. Abbiamo intravisto anche prima, oltre alle immagini che ci avete portato, ecco, qui c'è un segnalibro, no? Nessuno brilla da solo. Ci parli un po' di questa iniziativa, come è stata realizzata e quale messaggio, insomma. Il messaggio è abbastanza chiaro, con quale intento, insomma, l'avete creato? Allora, nessuno brilla da solo è, diciamo, il nostro slogan proprio nel nostro spettacolo, nel senso che è proprio una cosa che ce lo diciamo ogni volta che ci incontriamo, perché
sulla scena, sullo spettacolo, sul palcoscenico, nessuno può brillare da solo e questo è sia sul palcoscenico, ma è qualcosa che dovrebbe ricordarcelo anche nella vita di tutti i giorni. Di tutti i giorni. E appunto in scena tutti sono importanti, nessuno è escluso. E quindi se tutti sono importanti io devo dare il meglio di me stesso, devo cercare di migliorarmi e creare sempre la possibilità che l'altro faccia meglio. Quindi se io riesco a fare la mia scena, riesco a dire le cose nel miglior modo possibile, l'altro è facilitato e quindi questo crea proprio il fatto di brillare tutti insieme sul palco e nessuno brilla da solo. Chiarissimo, quindi sì. Questo è il messaggio, un segnalibro che distribuite insomma con la vostra cooperativa. Sì, era un po' un'idea nata proprio dal primo spettacolo e ho detto, beh, sono avanzati, però è stato un bel segnalibro che ricorda appunto, diciamo, un principio che è fondamentale. È vero, parlava prima di le prime difficoltà, no? Le prime defezioni, qualcuno non si sentiva abbastanza o adeguato insomma, al ruolo oppure capace insomma, di fare una determinata performance. Come affrontate questo tipo di difficoltà? Qui intervengono immagino le educatrici, no? Le educatrici Certo. educatori. Beh sì, se ne parla, diciamo che noi siamo riusciti veramente a creare un po' quel legame in cui la persona un po' si affida e un po' anche riusciamo a far credere in se stessi questi ragazzi. Sì, non ce la facciamo, ok, ma troviamo anche una soluzione. Se questo magari è troppo difficile, possiamo trovare magari un'altra parola? Possiamo magari, come lo diresti tu? E quindi si cercava assolutamente di ascoltare l'altra persona e di creare questo spettacolo insieme, in modo tale da poter dare proprio cioè le soluzioni non arrivano da fuori, arrivano collaborando e ascoltando e coinvolgendo la persona. Allora, come proseguirà poi questo progetto? Andrete avanti, troverete altre occasioni di rappresentazione oppure lavorerete ad altri spettacoli? Allora, io spero, visto che è uno spettacolo veramente, beh, io insomma ci sono dentro, quindi sono di parte. Immersa, però, sì, completamente. sì. Però è uno spettacolo che secondo me vale la pena vedere. Perché è un modo veramente per far vedere le persone con disabilità in un modo non nuovo, però per vedere per quello che riescono veramente a fare nella quotidianità, ecco, perché noi mettiamo in scena delle scene che sono di vita anche reale, quindi dare la possibilità di una finestra, ecco. Ecco, l'ha scritto lei, diceva prima, no? Il testo, sì, l'ho quindi su cosa si è basata? Proprio sulle esperienze quotidiane che avete? Guardi, è proprio nato da una parola. Noi in realtà all'interno della nostra cooperativa ANFAS abbiamo già dei progetti, sempre sulla comunicazione accessibile, in collaborazione con l'Università di Trieste, con il Museo del Mare, con la Guida della Bora, insomma abbiamo vari progetti. E una persona che in uno dei progetti di vita abitativa mi chiedeva costantemente, 2 anni fa, 3 anni fa ormai, e mi chiedeva, ma guarda che adesso cambieranno, aveva sentito questa notizia alla TV e diceva dobbiamo comprare il decoder. Cos'è sto decoder? Non lo so. Ma allora, aspettiamo un attimo, qual è l'informazione? Andiamo a capire un attimo l'informazione. Era un'informazione che era difficile e che creava delle preoccupazioni, delle ansie. E questo, no? Il fatto quella lì era l'ostacolo da andare quell'ostacolo doveva essere sorpassato. Come? Con una comunicazione che era semplice, più semplice, dove si diceva guarda che è così e così e così. Adesso vediamo, ma è tutto qua? Sì, è tutto qua. E quindi anche la preoccupazione insomma certo, viene quindi meno. Chissà no? quante persone si sono preoccupate da questo punto di vista. Certo. No? Pensiamo agli anziani a casa. Esatto, ricevevamo spesso insomma telefonate anche di questo tipo, no? Da parte di persone, magari telespettatori preoccupati, ma allora non riuscirò più a vedervi. Infatti. Quindi bastava magari davvero chiarire di che cosa si trattava. Quindi siete partiti da questo e avete così applicato questo principio alla vita quotidiana insomma, delle persone. Diciamo diamo dei consigli
attraverso lo spettacolo, ogni scena dà un po' dei consigli su come porsi quando si tratta di persone che magari possono trovare delle difficoltà Certo. nel relazionarsi, ecco. Quindi sarà possibile vederlo ancora, insomma, questo spettacolo? Beh, Speriamo di sì, io spero di sì. Adesso è sempre appunto trovare la location un pochettino è sempre un po' difficile perché siamo in molti, siamo un bel Certo. gruppo, abbiamo delle disabilità anche motorie, quindi salire sul palco non è sempre facile. E abbiamo due progetti, infatti chiedo casomai di seguire le nostre pagine digitali, le nostre pagine social, perché no, infatti, così da poterci seguire. Ecco. Da seguirvi, magari anche a qualcuno verrà in mente qualche soluzione possibile, insomma, per tornare sulle scene, Noi siamo a farvi tornare sulle scene. Benissimo, allora grazie davvero, Grazie a voi. tornate presto a trovarci con i nuovi progetti e con le nuove realizzazioni, grazie. Grazie mille di questa Grazie a Chiara Gerion. Allora noi ci fermiamo invece per un po' di pubblicità, fra poco c'è il nostro telegiornale. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di sospendere i controlli ai valichi di frontiera, richiesta accolta con una certa irritazione dal governo Meloni e con una serie di perplessità e punti di domanda dall'amministrazione regionale. Sentiamo quali nel servizio di Marco Stabile. Ieri la Commissione europea ha emesso intanto una raccomandazione per i paesi europei che hanno sospeso l'area di Schengen ormai dal 7 ottobre del 2023. È una raccomandazione che però parla di una ripresa graduale e progressiva della libera circolazione. Quindi innanzitutto bisognerà capire cosa vuol dire graduale e progressiva e sicuramente questo non può voler dire una totale riapertura già a partire da quest'estate. Così l'assessore regionale della sicurezza Pierpaolo Roberti sulla richiesta di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere fatta dalla Commissione europea ai Paesi membri. La sospensione di Schengen è stata decisa nel 2023 a seguito dell'attentato di Hamas del 7 ottobre dello stesso anno, un dispositivo collegato al rischio di infiltrazioni terroristiche lungo la rotta balcanica. Il provvedimento in scadenza l'8 giugno è stato sempre prorogato e, stando a quanto comunicato dal ministro dell'Interno Piantedosi al recente incontro del gruppo Med9 di Rovigno, lo sarebbe stato ancora una volta. Questo anche a fronte del recente bilancio snocciolato dallo stesso titolare del Viminale, che ha sottolineato i 648 arresti a seguito dei controlli, tra cui 277 passer, senza contare gli 11.000 stranieri irregolari rintracciati. Sono certo che l'utilità di Schengen c'è stata e lo dimostrano i numeri, il crollo degli arrivi dalla rotta balcanica e l'enorme impennata di arresti e di trafficanti di esseri umani, ma ci sono anche altri effetti positivi che questa sospensione ha avuto. Prima di tutto l'ingente rafforzamento degli uomini assegnati alla polizia di frontiera, in particolare alla polizia di frontiera di Trieste. Soltanto negli ultimi mesi oltre 60 agenti sono arrivati alla polizia di frontiera e questo ci fa capire che il più tardi possibile, quando Schengen verrà ripristinata totalmente, comunque avremo delle forze in campo per poter svolgere dei controlli di retrovalico. Quello che interessa alle istituzioni e alla Regione Friuli Venezia Giulia è sicuramente quello di non riavere mai più quei numeri incredibili che abbiamo avuto negli anni passati, che fortunatamente oggi sono un ricordo, ma anzi di lavorare sempre di più perché quei numeri si riducano ancora. Avviata dall'ARPA regionale una nuova campagna di monitoraggio continuo dell'inquinamento elettromagnetico. Il primo sito scelto è stato il ricreatorio Cobolli di Trieste e i dati confermano quelli tranquillizzanti della normale campagna di rilevamento dell'anno scorso. Vediamo. La situazione è ottima, nessuno sforamento in regione, nell'anno scorso 2025 2400 monitoraggi, 0 sforamenti, quindi mi sento di rassicurare tutti, non c'è nessun pericolo di inquinamento elettromagnetico. Parte dal ricreatorio Cobolli il nuovo progetto dell'ARPA dedicato al monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase, con focus particolare sull'evoluzione delle reti di telefonia mobile e 5G.
L'occasione ha segnato il completamento del primo ciclo di rilievi con il ritiro della stazione di monitoraggio che ha inaugurato la campagna regionale e i risultati sono tranquillizzanti. Adesso abbiamo un progetto nuovo che ho finanziato per mettere le centraline fisse e non a spot, e quindi noi avremo, in questo caso finisce quasi un mese di sperimentazione qui al Cobolli di Trieste, di Cratorio, in cui in un posto fragile dove sono bambini, anziani che fanno ginnastica la mattina, bambini il pomeriggio che giocano e strutture ospedaliere qua vicino, si fa in continuo per verificare che tutti i 2400 monitoraggi che abbiamo fatto l'anno scorso siano ulteriormente garantiti. A fronte di 2400 misurazioni comunque puntuali che facciamo ogni anno, quindi circa 10 al giorno, abbiamo aggiunto anche monitorazione in continuo per circa un mesetto. La prima è qua a Trieste e ci conferma quelle che sono le nostre attività di prevenzione. Non ci sono problematiche, i valori sono molto bassi, veramente un ordine di grandezza sotto i limiti di legge, e questo ci fa stare sereni. Tutti i dati raccolti nel corso di questo nuovo progetto regionale saranno progressivamente elaborati in report tecnici e resi disponibili in formato digitale. Ci saranno altre postazioni? Sì, ne abbiamo 5 fisse, ovviamente stanno circa un mese l'una e quindi verranno utilizzate alla massima potenzialità del lavoro delle centraline per questo progetto, che per noi è importantissimo dare serenità, perché quando si conosce la situazione io credo che tutti siamo più sereni. La politica, i consiglieri regionali di Forza Italia del Friuli Venezia Giulia, Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, chiedono a Sandra Savino, attuale coordinatrice regionale, di ricandidarsi al prossimo congresso regionale del partito. Savino rappresenta un punto di riferimento, scrivono i consiglieri, autorevole per la comunità politica di Forza Italia in regione, per la sua storia nel Partito Nazionale, per il rapporto costruito negli anni con il presidente Berlusconi e per il lavoro svolto al fianco dell'attuale segretario nazionale Antonio Tajani. Ora il traffico, vediamo di collegarci con la sala operativa della polizia locale per vedere qual è la situazione in città questa mattina. C'è stato anche il maltempo, allora abbiamo al telefono l'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa Bucarella, buongiorno agli ascoltatori. Diciamo che non abbiamo avuto grossi problemi per quanto riguarda il maltempo, anche perché fortunatamente la pioggia a un certo punto è cessata e in effetti abbiamo riscontrato un incidente con feriti, un carattere di tamponamento in Viale D'Annunzio proprio subito dopo il collegamento di questa mattina. Non ci sono stati grossi problemi neanche dal punto di vista viabilistico e continuano, diciamo, in centro città le cose abbastanza tranquillamente. Ci sono stati dei problemi e siamo tuttora sul posto in via Teatro Romano per quanto riguarda gli accessi al Park San Giusto, vista la concomitanza della chiusura delle rive per l'arrivo delle navi da crociera che si protrarrà fino all'8 di giugno, quindi la chiusura abbastanza lunga con l'inibizione della sosta sulle rive. Sono previsti lavori di preparazione all'asfaltatura con fresatura del manto stradale in Zandonai e Strada Vica dell'Istria, tra il civico 80 e il 114, anzi sono in atto perché abbiamo avuto questa mattina notizia da parte di un utente che ci ha chiesto alcune cose, e questa sera dalle 22 alle 6 sono in previsione i medesimi lavori sia in salita di Gretta, Strada del Friuli e Cisternone. In questa occasione dalle 22 odierne fino alle 6 di domani mattina anche la salita di Gretta all'altezza di via Udine sarà interdetta al traffico, sarà garantito il transito dei mezzi pubblici, mezzi di soccorso e un senso unico alternato in corrispondenza delle attività regolato da Movieri, quindi tranne nei casi proprio di inibizione momentanea del transito, diciamo che al momento sarà tutta abbastanza fruibile come viabilità. Ero in previsione in via Puccini 72 attività di potatura, non abbiamo notizia per quanto riguarda eventuali lavori in atto, in strada per Longera 76 fino a via del Farnettello erano anche previsti dei lavori con orario 8-12, 13-17. Attualmente la situazione è tranquilla, non abbiamo attività particolari in atto, non ci sono incidenti fortunatamente, pertanto saluterei tutti. Grazie, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Allora, noi continuiamo parlando di sport perché oggi allo Stadio Rocco è stato presentato Giuseppe Daniello, nuovo DG della Triestina. Vediamo.
Giuseppe Daniello torna alla Triestina, il ruolo di direttore generale. Oggi in conferenza stampa avete parlato di tanti aspetti legati al futuro del club, alle motivazioni che l'hanno spinta nuovamente a tornare a Trieste. Un termine che è rimasto secondo me come linea guida di questa conferenza stampa è ritornare a dare credibilità a questa società, riconquistando il tifo, riconquistando anche, gioco forse, il marchio. Quindi ci sono tanti aspetti che guardano al futuro e non guardano al passato. Assolutamente sì, la parola d'ordine attuale deve essere quella, riacquisire la credibilità nei confronti dell'ambiente, per ambiente inteso come tifoseria, istituzioni politiche, istituzioni calcistiche, tutto quello, il mondo che abbraccia insomma, il club e la Triestina. Quindi credibilità dalla scelta del direttore sportivo a quella che poi sarà concatenata dalla scelta dell'allenatore, deve avere questo identikit, credibilità intesa come non proclami ma fatti, perché sappiamo tutti che il club negli ultimi 3 anni è stato fortemente ferito dalle ultime gestioni, quindi non merita questo tipo di azione. Quindi il nostro impegno, la nostra volontà è appunto quello di acquisire quella credibilità e portare di nuovo questo club nelle categorie, ma più che altro nelle considerazioni che merita. Ecco, ha detto che per queste figure, direttore sportivo e allenatore, si sta stringendo, c'è una rosa di nomi e più o meno alla fine della prossima settimana potremmo dire che saranno ufficializzati queste figure? Assolutamente sì, come ho detto in conferenza, come penso sia logico, una casa deve essere costruita alle fondamenta, quindi deve essere prima individuato come abbiamo individuato così, racchiudendo questo cerchio di papabili a 4-5 nominativi. Ovviamente come da buona famiglia che si rispetti questa scelta la condividiamo insieme al board dove siamo 4 persone, perché io anche nei limiti delle mie deleghe vorrei sempre condividere queste scelte che sono strategiche e sono importanti, sempre tenendo presente quella credibilità che dobbiamo portare davanti a tutto. Quindi nella prossima settimana ci auspichiamo che il primo tassello che sblocchi poi anche quella dell'allenatore, della squadra, quindi il primo tassello tecnico, il capo dell'area tecnica, venga individuato e venga ufficializzato. Raffica di foto di avvistamenti di tartarughe in golfo dopo l'appello lanciato alcuni giorni fa da biologi dell'area marina protetta di Miramare, circa un esemplare in difficoltà al largo di Grado. Vediamo. Una tartaruga in difficoltà, se avvistata segnalarlo all'area marina protetta di Miramare. È stato raccolto da decine di diportisti, sub e curiosi l'appello lanciato la settimana scorsa dai biologi marini di Trieste che durante un monitoraggio al largo di Grado hanno avvistato il piccolo esemplare di caretta caretta che potete osservare nel video. Si tratta di un giovane di 30-40 cm in apparente condizione di difficoltà, con il carapace fortemente colonizzato da balani ed altri organismi. L'animale procedeva lento, riuscendo in modo precario a scendere in profondità. Viste le condizioni in cui versava la tartaruga, gli esperti hanno chiesto a tutti coloro che frequentano il Golfo di Trieste di aguzzare la vista e segnalare possibili avvistamenti per poter avviare l'eventuale protocollo di intervento. All'appello sono seguite numerose segnalazioni con foto di tartarughe morte a largo o spiaggiate. Dagli scatti inviati però nessuna corrispondeva con quella ricercata, tutte troppo grandi o con concrezioni sul carapace diverse. Una risposta alla richiesta dei ricercatori che testimonia però la grande attenzione sul tema, con l'invito a continuare ad inviare i potenziali avvistamenti tramite social agli indirizzi dell'area marina protetta di Miramare. E torna a BioEst, la fiera dei prodotti naturali e biologici, sabato 6 e domenica 7 giugno nel parco di San Giovanni a Trieste. Vediamo. BioEst torna sabato 6 e domenica 7 giugno nel parco di San Giovanni a Trieste, la tradizionale fiera dei prodotti naturali e del biologico delle associazioni ambientaliste e culturali e del volontariato a ingresso libero, giunta alla 34esima edizione. 1-2 giorni di spettacoli teatrali, musica, animazione per i più piccoli, laboratori creativi, dibattiti e conferenze con la presenza di più di 100 espositori che faranno conoscere, provare e condividere i propri prodotti selezionati ed ecosolidali, alimentari, di biocosmesi, fitocosmesi, per il benessere e la salute o di finanza etica. 6-7 giugno nel Parco di San Giovanni, BioEst, 34esima edizione, tante novità, una festa da
vivere tutto il giorno insieme a noi, dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera. Novità, quest'anno abbiamo un'artigiana, una produttrice di scarpe con fibre naturali, quindi potremmo avere le scarpe fatte di buccia d'arancia oppure di petali di rosa, un elemento molto romantico ma anche poco costoso. Poi tra i vari artisti che si succederanno abbiamo teatranti o qualche musicante, ma soprattutto avremo la possibilità di sentire la musica con le piante attraverso un apparecchio che raccoglie gli stimoli della pianta. Alcuni musicisti canteranno e suoneranno e ci faranno sentire come suonano le piante nel parco. In occasione della terza Santa Messa della Tredicina di martedì 2 giugno di ieri, il Vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, ci ricorda l'importanza di condividere i doni custoditi da Dio e di prenderci cura gli uni degli altri. Sentiamo. Noi diamo tutto per scontato e invece il Signore ci dà grazia perché noi diventiamo dispensatori di grazia. Ecco, impariamo allora anche da questo episodio di Sant'Antonio e di quella mamma e di quel bimbo graziato, che i doni di Dio sono per essere trafficati, non per essere gelosamente tenuti per noi. La vulnerabilità e il limite comportano le povertà più svariate, ma con la grazia di Dio diventano la possibilità di aprirci ad una fraternità, ad una condivisione, a un prenderci cura gli uni degli altri. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Torniamo alla giornata di ieri, la deposizione della corona d'alloro in onore ai caduti e la solenne cerimonia al Sacrario di Re di Puglia, la celebrazione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Vediamo. Noi dobbiamo pensare che la libertà è come la pace, sono valori, sono beni che vanno preservati, conquistati, non dobbiamo mai dare nulla per scontato. Questo secondo me è l'insegnamento che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni. Senza impegno, responsabilità e sacrificio non può esserci la libertà. È il messaggio lanciato dal Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi questa mattina al Sacrario di Re di Puglia durante le celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica Italiana alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Il Ministro ha sottolineato l'importanza e il valore del Sacrario, dove riposano oltre 100.000 connazionali caduti durante la Prima Guerra Mondiale, definendolo un luogo dell'anima. Durante la cerimonia è stata deposta la corona d'alloro in onore ai caduti. Mi hanno fatto un dono bellissimo nella sua, nel suo dolore, che sono proprio i caduti col mio cognome. Mi hanno regalato un foglio con i caduti col mio cognome, insomma è emozionante stare qua. Poi nell'80°, negli 80 anni della Repubblica, 80 anni del suffragio femminile, per cui quest'anno è carico di valori e sono onorato oggi di essere qui. Alle celebrazioni era presente anche la partigiana Paola Del Din, medaglia d'oro al valor militare. Mi ha detto, adesso non so, mi ha detto guardi io sono un reperto storico, e ho detto, io le ho stretto la mano e le ho detto che mi dava una grande emozione perché era veramente come stringere la mano alla storia d'Italia, mi è parso quello, diciamo, una storia dolorosa, tragica, ma che noi dobbiamo raccontare alle giovani generazioni, perché è sulle fondamenta delle nostre radici che noi possiamo costruire il nostro futuro. E il 2 giugno si è celebrato naturalmente anche a Trieste gli 80 anni di Repubblica festeggiati in Piazza Unità.
Dopo la solenne cerimonia dell'alzabandiera di questa mattina, le celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica Italiana in Piazza dell'Unità d'Italia si sono aperte con l'esibizione della musica d'ordinanza della fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri, poi l'afflusso dei gonfaloni delle città di Trieste e Muggia. Il picchetto in armi e le rappresentanze schierate hanno reso gli onori al commissario di governo nella regione e prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi, che ha poi dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Infine la consegna dei diplomi di onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a 13 insigniti e una medaglia d'argento al merito civile. Durante tutta la cerimonia, sul Palazzo della Regione ha fatto bella mostra di sé la grande bandiera tricolore issata dai Vigili del Fuoco. Il pubblico triestino ha assistito alle celebrazioni, così come i tanti turisti presenti che hanno immortalato i vari passaggi del cerimoniale con foto e video. Beh, 80 anni di Repubblica, 30 anni da sindaco, interessante, no? Ho detto, sai, essere italiano, ho inaugurato la Fenice, ho inaugurato la Scala, ho inaugurato i giardini del Quirinale, sono stato con i vari presidenti a tutti i concerti, sai, a Roma, momenti indimenticabili. Oggi è una giornata indimenticabile. Poi i Vigili del Fuoco ci hanno regalato anche questa bandiera così bellissima. Complimenti veramente a tutti. Una cerimonia importantissima non soltanto perché è l'anniversario, una cifra tonda 80 anni, ma una cerimonia sempre sentita in realtà e in particolar modo in questa piazza, in Piazza Unità d'Italia di Trieste. Ogni anno vediamo quanto ci sia l'affetto dimostrato da parte dei triestini di attaccamento per tutte le nostre istituzioni, e oggi vedere tutte le nostre forze dell'ordine, le nostre forze armate sfilare con tanta gente assiepata dietro le transenne fa ancora più piacere. Dagli steward privati a presidio del territorio alla limitazione della somministrazione di bevande alcoliche, allarme risse fra i giovani in città, il fenomeno analizzato assieme a Lorenzo Tamaro, segretario regionale del SAP. Il problema è l'alterazione alcolica e l'uso di sostanze stupefacenti, che sicuramente questo non contribuisce, anzi contribuisce in maniera negativa proprio affinché accadono fatti di o danneggiamento o risse oppure appunto episodi di violenza, insomma. Dallo smodato uso di alcol a quello di altre sostanze sono i catalizzatori delle violenze che vedono protagonisti giovani e giovanissimi nei frequenti episodi di rissa in pieno centro cittadino, che in queste settimane hanno messo a dura prova diversi esercenti commerciali, soprattutto nelle zone delle Rive, Piazza Venezia e via del Lazzaretto Vecchio. Non solo calci e pugni. La recente operazione di controlli speciali della Polizia di Stato ha nuovamente portato alla luce l'arsenale dei Maranza, spranghe, bastoni e coltelli, arnesi utilizzati anche in uno degli ultimi episodi di violenza in centro città, come testimoniato dai video circolati attraverso i social e i media. E che credo che vada affrontato in maniera decisa, non solo con appunto la prevenzione, che va fatta assolutamente, ma andrà fatto qualcosa anche ad hoc, a mio avviso, anche a livello normativo. Ci deve essere un'effettiva pena, un effettivo costo, fra virgolette, per chi ha commesso un fatto delittuoso, insomma, cosa che io credo in Italia un po' manchi. Il Comune di Trieste sta studiando nuovi provvedimenti per limitare l'orario di somministrazione di alcolici. Inoltre a breve torneranno gli steward privati, come deciso dopo l'ultimo vertice in prefettura, per vigilare sulle aree calde della movida triestina, da Canale Ponte Rosso a Piazza Venezia. Le forze dell'ordine non possono essere dovunque per i noti problemi. Sappiamo anche però che non sarebbe neanche giusto militarizzare una città. Certo. E quindi io credo che anche gli steward sicuramente possano essere un ulteriore aiuto in quella sicurezza integrata. Se nessuno comprasse la pallacanestro, Mattiasic potrebbe portare il titolo dove vuole. Se invece la futura società mi chiamasse, sarei disposto a dare una mano. Così l'ex presidente e general manager della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, l'altra sera ospite al Caffè dello Sport. O il presidente si accontenta di cedere una certa cifra e lasciare, oppure pensi ci sia ancora il rischio di perderlo il titolo sportivo? Ma sai, è un proprietario che dice io l'ho messa in vendita, nessuno la compra, la porto dove voglio. Cioè, potrebbe arrivare, questo è l'estrema ratio di tutto, potremmo arrivare là,
se arriviamo là è un bel problema. Così l'ex presidente general manager della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, intervistato da Marco Stabile al Caffè dello Sport. L'unica certezza che abbiamo dopo l'ultimo comunicato di Paul Matjasic è che effettivamente la società è in vendita. La squadra è iscritta al campionato e i canali istituzionali con il comune e la regione sono aperti. E il titolo sportivo rimane a Trieste? Di fatto, sottolinea Ghiacci, se nessuno compra, Matjasic può muoversi ovunque. Poi l'ex presidente analizza l'attuale situazione di incertezza. Una prerogativa che aveva la Pallacanestro Trieste, che ha avuto per degli anni, era la continuità. Questa parola nessuno ne ha mai parlato. Ho letto che si è speso 15 milioni di dollari o di euro, non so bene, ma siamo lì vicino, dichiarato dalla proprietà, ma cosa rimane? Settore giovanile, prima squadra, i giocatori stanno andando via. È un momento di grande stallo e qui si prende continuamente tempo, si parla di fine dei playoff, ma signori, ma dopo c'è da fare una società, c'è da fare una squadra, una squadra, parlo anche della squadra societaria. C'è da avere una sede della Pallacanestro Trieste. In questo momento, del 1° di luglio, la sede della Pallacanestro Trieste non ha più neanche la sede. Detto ciò, se si dovesse chiudere l'affare Matjasic e una futura società decidesse di chiamarlo per dare una mano, Mario Ghiacci non si tirerebbe indietro. Allora, lo sto dicendo a tutti, perché qualcuno mi ha già chiamato, devo essere onesto. Non ho dubbi. Allora, io non ho intenzione di prendermi degli incarichi ufficiali come ho avuto in 13 anni, però se devo dare una mano come consulente per fare una squadra, parlo di squadra dentro gli uffici e poi dopo pensare alla squadra che va in campo, perché io la ragiono così, e quindi per l'amor di Dio io non mi volto certamente dall'altra parte, però con le precisazioni del caso, cioè che ci deve essere una coerenza anche nel discorso economico, cioè e chiarezza, perché tanto gli obiettivi vanno dati all'inizio, poi si possono raggiungere o non raggiungere. Ci sono degli esempi che sono molto buoni, vedi Trento per esempio, no? Per fare un esempio, che però ha l'appoggio della regione. Questa edizione si conclude qui, grazie dell'attenzione, ci rivediamo alle 19:30, buon proseguimento di giornata.